La volta scorsa abbiamo visto un contenuto che racconta della storia di un rotolo, delle coppie di rotolo di Daniele, che era molto importante per gli abitanti di Qumran, che racconta la storia che parte dai babilonesi fino ai nostri giorni. Ma ci sono ancora altri contenuti, perché noi facciamo anche le conferenze Amici dei Rotoli in Italia, anche di 8 puntate, adesso in Toscana di 14, 15. Qui abbiamo fatto soltanto un ciclo insieme all'assessore di cultura e comune Dolo di 3, poi vedremo in futuro, visto che c'è molta richiesta di farli ancora e proseguire le cose. Alcuni mi hanno chiesto, e mi è pervenuta una domanda, ma nei rotoli antichi e in questi scritti speciali degli antichi, riguardo a noi, perché c'è descrizione che abitanti di Qumran leggevano, raccontava del periodo della fine della storia e il grande cambiamento storico che succederà. E abbiamo visto che il nostro tempo in cui noi viviamo è particolarmente importante. E come abbiamo visto che le descrizioni di rotoli antichi si sono realizzati con precisione, per questo Rotolo Prima Grotta dice a tutte le generazioni, compreso noi, che viviamo in un tempo importante: leggete, perché non mancherà una cosa che non si realizzerà con precisione. Le cose descritte sul nostro tempo si stanno realizzando da adesso. E sono lì, nelle coppie della Tanakh, negli rotoli antichi. È impressionante. E alcuni mi hanno chiesto, ma si può sapere, c'è qualche data, qualche anno, quando questo grande avvenimento sta per accadere, del cambiamento della storia, che alcuni vedrete nei DVD quando tornerete a casa, che non avete visto la prima o seconda serata? Non vi è nessuna data. Non vi è nessun 2012. Ma vi sono le descrizioni precise in antichi rotoli che parlano dei segni dei tempi, che quando accadranno questi e si moltiplicheranno, si capisce chiaramente che è sempre più vicino il momento decisivo della svolta della storia. Ed è interessante, adesso vedremo, e con questo concludiamo l'esposizione di stasera, che questi segni dei tempi dei antichi rotoli sono stati citati da un personaggio in Giudea. E i suoi testimoni oculari hanno descritto, c'è traduzione in greco dalle antiche copie, che lui riprendeva gli stessi segni dei rotoli antichi. Guardate qui. Nei antichi rotoli vi sono stati trovati a Qumran le porzioni resti di quello che si dice profeti minori, dove sono i segni dei tempi, che prima di questo grande giorno, tremendo giorno, succederanno alcuni fenomeni. E sono descritti che questi fenomeni accadranno prima di questo grande e terribile giorno dell'Eterno. Come purtroppo quando la violenza, tirannia, l'arroganza sfacciatamente si fanno vedere e vanno avanti, c'è un periodo nella storia in cui c'è grande silenzio di Elohim Adonai, come dicono rotoli, ma poi dicono che lui purtroppo deve fare un lavoro insolito, strano per lui, perché ama le persone, creature e così via, cioè quello di interrompere la storia e intromettersi per proteggere coloro che vogliono essere risparmiati dal mare. E dice così: Rotolo della Prima Grotta racconta che nel museo, che, come dice riguardo i luoghi Petra, Ciro, Babilonia, Tiro, Babilonia e così via, racconta che alla nostra terra, al nostro pianeta, al nostro globo succederanno in un momento delle cose incredibili, che ci sarà questo momento quando la terra sarà svuotata, quasi sconvolta, e che la terra si screppolerà interamente, traballerà come un ubriaco violentemente, ci sarà un enorme terremoto. Ma oltre a questa descrizione qui si sta parlando che ci sarà il sole tramutato in tenebre, la luna in sangue prima di questo terribile giorno, quindi grande terremoto, sole tenebre, luna sangue. E la cosa interessante è che Yeshua Mashiach, Gesù Cristo, storico, l'uomo, personaggio di cui scrivono, abbiamo letto la volta scorsa, i storici giudei, romani e così via, è
E i testimoni oculari raccontano che una volta, contemplando le pietre enormi e massicce del Tempio, disse una cosa interessante riguardo il Tempio, che sarà distrutto dai Romani. E, traduzione dal greco di quello che i testimoni oculari hanno scritto su di lui, c'è una domanda che gli hanno posto, e questo è interessante perché non riguarda solo la distruzione di Gerusalemme, ma anche la fine dell'età presente, della storia di questo pianeta. Mentre era seduto, traduzione al greco, sul Monte degli Olivi, i discepoli gli si accostarono in disparte dicendo: dici quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente. E dà, traduzione dal greco, delle risposte. Dice che riguardo l'ora e la data nessuno lo saprà, no? E dice, raccontò i segni dei tempi che succederanno, e guardate, sta citando i segni che erano nei rotoli antichi, nei rotoli della Tanakh. E dice, quando vedete tutti questi segni, raccontò anche, aggiunse anche gli altri, così voi vedete, come quando uno vede il fogliame che diventa verde e dice si avvicina l'estate, quando voi vedete quei segni sapete che il suo ritorno del Messia, dell'universo e della fine dell'età presente, del cambiamento della storia, è vicino, anzi alle porte. E, traduzione dal greco, raccontò così, riprendendo praticamente, citando le cose degli antichi rotoli. Questo è la versione greco, testimoni oculari. Le copie antiche si trovano nei musei. Disse così, che il sole si oscurerà, l'una non darà il chiarore, le stelle del cielo cadranno, le potenze dei cieli saranno scrollate, e allora apparirà nel cielo dell'universo il segno del figlio dell'uomo, di Meshiach, e tutte le nazioni della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole dal cielo con potenza e grande gloria. Cosa succede? Quando un testimone oculare sulla isola Patmos, uno dei suoi discepoli, in Grecia, vide in visione gli ultimi avvenimenti storici del nostro pianeta, descrisse proprio le cose che lui ha elencato, che però si trovano nei rotoli antichi, che ci fu un grande terremoto, c'è scritto, nel rotolo prima grotta nel museo, nei resti di rotoli, tradotto anche in greco si dice che poi il sole diventerà nero, la luna come sangue, e aggiunge una cosa che non c'è nei rotoli antichi ma che ha detto lui, la caduta delle stelle, prima che succeda questo avvenimento. E infatti la cosa interessante è quando andiamo a vedere nelle enciclopedie, geologi lo sanno molto bene, il famoso terremoto più grande nella storia accaduto nel 1755, epicentro Lisbona, 1 novembre, ha scosso violentemente praticamente quasi il nostro intero globo. Grandi onde d'acqua hanno coperto e spazzato via questa buona parte della città. Buona superficie dei villaggi in diverse parti dei continenti sono inghiottiti dentro la terra. Infatti dice, sentite la grande superficie dove è sentito, in Europa, America, Groenlandia, Madeira, Svezia, Gran Bretagna, Norvegia, Irlanda, su una superficie di oltre 6 milioni di chilometri quadrati. Ci furono anche terremoti ai tempi dei Romani. C'è una spaccatura a Qumran che si vede che è accaduta ai tempi del villaggio di Qumran, degli Esseni, dei figli della luce, ma non di queste proporzioni. E la cosa che fu, guardate qui in cronologia come in antichi rotoli, in questi scritti antichi, secondo fenomeno descritto nelle enciclopedie, uno dei fenomeni più misteriosi accaduti il giorno scuro del 19 maggio 1780, quindi dopo il terremoto, quasi unico fra i più misteriosi e inspiegabili fenomeni del genere. Infatti non fu un'eclisse, non si riesce a spiegare. Prima volta nella storia una cosa del genere, insolito, non è mai successo nella storia. È successo il 19 maggio 1780. Un testimone riferisce: io non potei fare a meno di pensare che se ogni corpo luminoso dell'universo fosse stato avvolto da tenebre impenetrabili o addirittura soppresso, dice, il buio sarebbe più completo di così. Anche se verso le 9 di sera la luna era al culmine del suo splendore, non riuscì a dissipare le tenebre
Infatti la cosa interessante, i contadini, le persone si alzano la mattina, poi improvvisamente nessuna eclisse, il sole si oscura, le galline tornano a dormire. Cosa sta succedendo? Infatti, sentite questo, dopo mezzanotte le tenebre scomparvero e la luna apparve come un globo di sangue. Il 19 maggio 1780 è passato alla storia come giorno scuro. Terremoto, sole, luna. E guardate in questo ordine cronologico. La caduta delle stelle non viene prima del terremoto, prima del sole che si oscura o prima della luna sangue. No, viene come descritto in ordine cronologico, al quarto posto. Ci fu una grande caduta delle stelle, una pioggia meteorica, descritta come un fenomeno in diverse enciclopedie, altro che la notte del San Lorenzo, qualche stella astro, no. La grande pioggia meteorica, possiamo leggere in diversi libri, 13 novembre 1833. La sublime grandezza di questo spettacolo rivive ancora nel ricordo di molti, mai si è avuta una pioggia di stelle cadenti più fitte di quella. La gente quel giorno pensava nel 1833, 13 novembre, che fu la fine del mondo. Erano terrorizzati. In quella maniera non hanno visto mai accadere una cosa del genere. Le chiese erano piene, si rompevano quasi le porte, ci fu un panico. Quella notte, dalle 2 del mattino fino a giorno fatto, in cielo di tutto sereno e privo di nubi, si notò un susseguirsi interrotto di raggianti scie luminose, un tappeto di scie luminose che percorreva una cosa impressionante. Infatti il giorno dopo, nel giornale commerciale di New York, 14 novembre, il giorno dopo, il 1833, appare questo articolo. Questa è storia, questa è realtà. Traduzione: nessun filosofo scienziato, scrive il giornalista, ha indicato o ricordato un evento simile a quello di ieri mattina. Un profeta, testimone oculare di quello che era con quel giudeo, Messia, che poi è finito in Grecia, sull'isola Patmos, ha visto, descritto, dice, un profeta di 18 secoli fa lo predisse con esattezza. Ognuno può rendersene conto, si intende per caduta di stelle una caduta di stelle nell'unico senso in cui la cosa possa essere letteralmente possibile. E la cosa interessante, quando ha raccontato questi segni, che sono antichi rotoli che i testimoni oculari hanno scritto in greco, che le copie antiche ci sono nei musei, hanno scritto che lui disse ancora altri segni, che ci saranno terremoti, traduzione greco, in vari luoghi. Ma la nostra cartina della Terra era alle zone sismiche e non sismiche, ma dal 1755 si sono annullate. Sono apparsi terremoti fino ad oggi in vari luoghi. E geologi che sanno bene, sanno che da quel tempo, dal 755, aumentano e si allargano in vari luoghi. Lo sapete che nel Novecento il numero di terremoti è giunto a poco di 3.000 terremoti, quando dopo, nel periodo secolo seguente, già nel 2001, abbiamo avuto 21.000 terremoti. Non è vero che è tutto uguale come una volta. Terremoti sono stati anche ai tempi dei Romani. Ma qui si sta parlando dei segni che quando aumentano sempre di più in vari luoghi e aumenteranno sempre di più, vuol dire che c'è sempre meno tempo e che siamo vicini. Infatti, pubblicato dalla Rizzoli, dal terremoto di Lisbona, grande terremoto, allo tsunami del sud-est asiatico, 250 anni di lotta tra l'uomo e la natura. Terremoti in Giappone, in vari luoghi del mondo, tremendi terremoti, oltre a quelli che siamo abituati a vedere in Italia, che continuano, oltre in Turchia, si ripetono, oltre negli Stati Uniti, in vari luoghi degli Stati Uniti, in vari luoghi della terra, e aumentano sempre di più. Un altro segno che lui disse, tradotto dal greco, vi saranno carestie, la fame.
Noi abbiamo la tecnologia, questo è scientifico, sono dati reali, statistici, da poter sfamare 3 mondi. Eppure abbiamo 2/3 dell'umanità che soffre la fame. Impressionante, ma è proprio così. La fame in vari luoghi, non soltanto in Africa, ma anche ricerche tra rifiuti in Russia, negli Stati Uniti la fame, e così via. Ma non soltanto lì, anche qui. Le persone che non fanno arrivare a fine mese, i nuovi poveri, i nuovi affamati, le persone che vanno, come questo che è successo da noi in Toscana, a voler essere messo in galera, a essere arrestato per avere un vito eloce. Ma dopo questo lui disse, e i suoi testimoni oculari descrissero, traduzione greco, si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno. Infatti ci fu la prima guerra mondiale e seconda guerra mondiale, perché la prima di quelle proporzioni non si è vista. E disse così: sentirete parlare di guerre, traduzione, e di rumore di guerre, traduzione dal greco, scrissero sui testimoni oculari. Guardate di non turbarvi, perché bisogna che tutte queste cose avvengano, ma non sarà ancora la fine. Ci sono altri segni dei tempi. E uno dei segni dei tempi che vedremo è descritto nelle rotole della prima grotta, oltre a terremoti e altre cose che devono succedere. Quindi la prima e seconda guerra mondiale, e poi da lì una grande scia di guerre, che è il nostro tempo in cui si parla di guerra, ogni telegiornale, il tempo in cui si sentono rumori parlare di guerre. E tanto è vero che negli anni 90 siamo arrivati al numero delle guerre che le agenzie turistiche avevano difficoltà dove mandare i turisti. Immaginate, 53 guerre civili distribuite sul globo della Terra. Ecco perché difficoltà a mandare i turisti. Ecco perché un storico della storia contemporanea tedesco disse in quegli anni: noi viviamo la terza guerra mondiale, perché quando si vedono le situazioni che vi sono, esce questo quadro. Ecco il segno della grotta numero 1, un altro segno profetizzato riguardo il futuro. Guardate qui. Questo che vediamo è la Terra, di grado in grado, l'aumento della temperatura, il buco. Perdiamo la protezione, i cieli si stanno sciupando. La Terra, vedete in che condizioni, dove non vi sia la protezione dei raggi solari. Traduzione del rotolo della prima grotta, rotolo di Qumran, dice così. Quando abitanti di Qumran copiavano questo testo di queste parole che ora vediamo tradotte in greco, l'unico inquinamento che i romani potevano fare è escremento dei cavalli. E questo concimava la terra in fondo cuore, neanche inquinamento. Scrivere e copiare queste cose qui ai tempi dei Esseni e degli abitanti della luce è assurdissimo, ma l'hanno copiato. Era assurdo copiare che la terra è un globo, la pensavano tutti piatta, ma loro hanno copiato che è globo. Era assurdo scrivere queste cose qua sul futuro, ma hanno copiato. Alzate i vostri occhi al cielo e guardate la terra. Ecco il cielo, vedete tutti questi buchi, vedete la terra? La terra di sotto e gli occhi al cielo. Ecco qua il cielo. Perché, traduzione del greco, i cieli si dilegueranno come fumo. È impressionante. Tiro, nella rota della prima grotta. Pietra. Le reti, Babilonia. Terzo millennio è così. Nel terzo millennio non abbiamo proprio problemi di questo. E la terra si logorerà come un vestito? Come facevano a scrivere queste cose qui? Il rotolo del primo grotto dice il museo: guardate tutte le generazioni, compreso la nostra, oltre a quella di Qumran, o ai tempi di Sargon. Ogni cosa sarà realizzata. Infatti scrivono giornalisti, non più Apocalisse ma l'Amazzonia, che scompare, il buco dell'ozono e i depositi nucleari, in fiamme la foresta amazzonica. Vedete come bisogna entrare lì? E si espande. Ogni anno spariscono migliaia di chilometri quadrati dei boschi.
a causa di questo, che non abbiamo più protezione. E se questo continua, la nostra terra sarà allargata sempre così. Oggi le minacce, scrivono, ecologiche stanno prendendo il posto delle fantasie del passato. Sì, fantasie del passato. Hanno descritto, hanno avuto fortuna, anzi neanche fortuna, è solo fantasia. E guardate una cosa interessante. Questo segno dei tempi che riguarda il futuro, che c'è oggi, come dice la prima grotta, nessuna cosa mancherà, è ripresa, descritta dal testimone oculare di Yeshua Mashiach, quel giudeo, e scrive che quando vede la sua visione in Patmos che gli fu rivelata, gli avvenimenti futuri, oltre sole, terra, terremoto, luna, dice questo qua, che prima del suo arrivo, che è giunta la tua ira, traduzione al greco, ed è arrivato il tempo di distruggere quelli che distruggono la terra. È impressionante, ma è quello che sta succedendo. Depositi nucleari, effetto serra, riscaldamento globale, con questo iniziano aumenti dei mari e degli oceani e anche uragani, e come conseguenza succedono tutte le cose di cui purtroppo anche qui a Veneto siamo stati testimoni, che sempre più accadono. Non è tutto uguale di prima. Il traffico può causare il cancro. Guardate, secondo uno studio a Genova, in una città media, da 400 a 2600 decessi all'anno causati dall'inquinamento dell'aria. Dice, le catastrofi sono già avvenute, scrive il giornalista, solo che i nostri figli non saranno in grado di rendersene conto. Quindi ci stiamo quasi abituando con quello che sta succedendo sempre di più. Quando hanno lanciato il grido d'allarme che la nostra terra finirà se continuiamo a inquinarla in questa maniera, negli anni 90 gli scienziati hanno lanciato questo grido d'allarme, i grandi della terra, i presidenti ne hanno preso in considerazione. Ultimamente ci fu un rapporto che diceva proprio questo, che il nostro secolo è il secolo finale, XXI secolo, che non c'è più futuro con quantità con cui andiamo a distruggere la nostra terra. E dicono che non sono fantasie del passato profetiche, no, è scienza, calcoli matematici freddi. Prendo le statistiche, quanto consumiamo, cosa facciamo, cosa succederà, di conseguenza cosa sta succedendo. Adesso ultimamente, quando il rapporto è stato consegnato all'ONU, dei scienziati, e anche alla Casa Bianca, di dare agli altri presidenti questo messaggio, di rendersi conto che adesso hanno calcolato che si sta accorciando, che quindi neanche forse abbiamo questi 100 anni, si stanno accorciando perché stiamo consumando, non ci siamo fermati, stiamo continuando. E quindi si sta accorciando il tempo. Disastri aumentano sempre di più, sono in crescita, e guardate qui, il numero dei terremoti, alluvioni, tempeste di vento, frane, altri incendi, così via. Non è vero che è tutto uguale, dal 94 fino al 2003, e stanno aumentando sempre di più. Quando si passa da 239, 193, 300, 400 e così via, sta aumentando, non è tutto uguale. Non è uguale come era 15-16 anni fa, perché sta aumentando, come è descritto, che i segni dei tempi aumenteranno. L'altro segno dei tempi descritto, tradotto dal greco, vi saranno pestilenze in vari luoghi. Quindi il nostro tempo, il tempo della fine, è scritto che ci saranno sempre di più queste pestilenze, queste morti dalle malattie, e sono i problemi che segnano il nostro tempo, il segno del nostro tempo, del mondo. Allarme virus, dopo l'AIDS in arrivo nuovi killer, oltre che è tornata la peste realmente, le pestilenze. Un'altra traduzione dal testo del Rotolo Prima Grotta dice così: la terra è in lutto e languisce, il mondo deperisce, langue gli altoloccati del popolo della terra deperiscono. G7, G6, G13, 28, 27 non sanno cosa fare. Traduzione di un segno dei tempi che disse lui, dal greco: sulla terra angoscia delle nazioni spaventate dal ribombo del mare e delle onde. Noi solo negli ultimi decenni stiamo in un grande spavento quando sentiamo che qualcosa succede, si pensa subito al tsunami, e questa paura si sta allargando sempre più, fa parte del nostro tempo. E non solo, traduzione greco: gli uomini verranno
meno per la paurosa attesa di quello che sta per accadere al mondo. La paura del terrorismo, cosa succederà, l'economia e tante altre paure in diversi settori. Un'altra cosa descritta che lui aggiunse oltre i segni di tempi di rotoli antichi che i suoi testimoni oculari discepoli descrissero, le copie vi sono nei musei, e la traduzione greco dice così, che lui disse: l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà. Il male, il crimine, i delitti sono esistiti anche nell'impero romano. Un figlio che ammazza il padre, un figlio che alza per conquistare il trono la mano contro Cesare, non c'è niente di nuovo. Ma guardate che cos'è nuovo. Moltiplicata. L'amore dei molti si raffredderà. Questo è nuovo, il segno che si moltiplica. Infatti, impressionante, ma quello che sta succedendo. Le statistiche, non soltanto in Italia, in altri paesi del mondo, negli Stati Uniti per esempio, hanno capito che il male, perché uno dice è sempre stato così, non è così. Vedendo le statistiche già da 30, 40, 60 anni fino ad oggi, si vede che il male, l'iniquità, i crimini, gli atti criminali aumentano 8 volte di più crescita demografica negli Stati Uniti. E a tal punto che arrivano, che hanno misurato praticamente, per esempio negli anni 60, 69, quante volte veniva un furto, un stupro, uccisione di una persona, proprio cronometrando all'orologio. Oggi è tutto aumentato, scatta così velocemente, si sta moltiplicando. Tanto è vero che in Miami l'autorità, il sindaco di Miami ha detto ai cittadini: noi non ce la facciamo a rispondere con le forze della polizia a tutte le chiamate che voi state facendo a noi. Prendete le armi, imparate a difendervi da soli perché non ce la facciamo. Questa è realtà. Quindi la scia del sangue è così. Non si è più ultimamente con l'inquinamento, che l'iniquità e gli atti criminali che aumentano sempre di più. Non si più essere, quasi non si assicura nessun posto in nessun settore. Guardate questo articolo qua, in ospedale. Accoltellato da un amico perché lo prende in giro. Sparatoria per un parcheggio siamo arrivati oggi. A Rimini, lite per un tavolino, accoltellato un turista tedesco, per un tavolino. In un bar una persona torna, porta la pistola e ammazza il proprietario del bar per 0,52 centesimini. Ma si sta moltiplicando la sparatoria davanti al supermercato in pieno giorno, stupri in pieno centro di Firenze di sera alle 11 la sera, per non parlare di tante altre cose. In Francia, dove ragazzi hanno provato di uccidere soltanto, dice, per provare che sensazione si prova a togliere la vita. Non parliamo di altri crimini e l'altra iniquità che aumenta. Omicidi più che dei criminali, guardatevi dei familiari. È vero, aumenta. L'amore dei familiari si raffredda. Ma qual è il segno? Che molti, questo amore di molti si sta raffreddando, è verissimo. Le statistiche lo stanno a vedere. In Italia un omicidio su 2 in famiglia. In Germania una inchiesta shock. 90% delle banconote hanno la polvere della cocaina. Ahimè. Un criminale degli anni 70 è arrivato a dire, dopo tutto quello che si sta moltiplicando, questa iniquità, ha detto: un criminale che è troppo violenta la malavita di oggi. Non è tutto uguale, sta aumentando. Questo è soltanto uno di tanti articoli. 8 donne uccise, un solo assassino l'amore in un solo mese. Questo uomo ha 32 anni, negli ultimi 10 ha ammazzato 90 persone. Siamo in Italia. Ho accoltellato papà perché ce l'aveva con me. Buona ragione, eh?
picchia la mamma per 50 euro, sfinita dalle botte lo fa arrestare. Succedeva anche nei tempi antichi, ma qui stiamo parlando che sta moltiplicando. Statistiche lo dicono, sta moltiplicando, è così. La mamma l'abbiamo uccisa così, è così, figli, i genitori, figli, e così via. Un altro testo che riguarda gli ultimi giorni, che descrisse uno dei testimoni oculari che era vicino a questo Mashiach giudeo, che disse che questi saranno tempi degli ultimi giorni, oltre che citò i segni dei antichi rotoli. Traduzione: negli ultimi giorni verranno tempi difficili perché gli uomini saranno amanti di se stessi, avidi di denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, scellerati, senza affetto, implacabili, calunniatori, intemperanti, crudeli, senza amore per il bene, traditori, temerari, orgogliosi, amanti dei piaceri. Sembra di vedere il salotto di Maurizio Costanzo Show. E sempre di più. Non manca uno. Ma erano anche nell'impero romano così. Non è nulla di nuovo, non è nulla di speciale questo. Però vi è una cosa speciale che non accadeva nei tempi antichi. Eccola qui traduzione. Tutte le descrizioni tradotte dal greco, che negli ultimi giorni saranno così, e questo segno di tempo dice, sono in questa maniera, invece che amanti di Dio, però, sentite, aventi l'apparenza della pietà. Esseni erano pii, conosciuti per la santità, buoni, pietà, pii, religiosi, santi. Così dicono storici. Ma qui una cosa nuova. Voi vedrete oggi le porno attrici che sfilano negli studi con la croce al collo. Ma non solo noi occidentali, tanti altri. Crudeli, sgozzano, ammazzano, hanno l'idea della pietà, del Dio, di cose buone. Questo è un segno nuovo. È così. Scrive un giornalista, anche Dio è sceso in campo, anzi in politica. C'era anche la descrizione di Scalfaro, di lei, di lui. Ho avuto l'incarico di fare il nuovo governo, spero di essere degno con l'aiuto di Dio. Non posso che affidare a Dio. Poi Scalfaro e tanti altri che alla fine i politici dicono: ma cosa sta succedendo? È così, ma anche in altri paesi. Tutte le descrizioni come siamo oggi in tutto il pianeta, ma anche nel Medio Oriente, in altri luoghi. Crudeli, senza amore per il bene, implacabili, ma hanno l'apparenza della pietà. È impressionante, ma è così. Un altro segno dei tempi, descritto dai suoi discepoli, testimoni oculari, che lui disse tradotto al greco, tra poco chiudiamo. Traduzione: come fu ai giorni di Noè, così sarà anche alla venuta del figlio dell'uomo, del ritorno di Messia. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, le persone mangiavano, bevevano, si sposavano ed erano date in moglie fino a quando Noè entrò nell'arca. E, sentite qui, non si avvidero di nulla. Oggi nel terzo millennio le profezie antiche di Rotoli si stanno realizzando, questi luoghi dell'antichità sono così. Quelle altre 2 serate che abbiamo visto sono così davanti ai nostri occhi, si realizzano. Ma nello stesso tempo è descritto che la gente non si avvide di nulla. Vendere, comprare, tutto uguale fino all'ultimo tempo. E dice: finché venne il diluvio e li portò via tutti. Così sarà pure alla venuta, ritorno del figlio dell'uomo, del Messia. Hanno avvistato. Noi abbiamo una disposizione, noi amici di Rotoli, solo anche sul ritrovamento, dove facciamo connessione di alcune scoperte archeologiche con i contenuti di qualcosa che abitanti di Qumran copiavano.
Sul monte Ararat in Turchia hanno avvistato questa conformazione rocciosa, col metal detector hanno fatto l'esame e sembra veramente ci sia, grazie a una lava, questa costruzione di legno, così precisa come indicata negli antichi manoscritti. Ed è affascinante vedere quello che hanno trovato. Non sembrerebbe solo Ninive che non sia una leggenda e l'esistenza di Re Sargon, ma anche dell'Arca del Patto, che è molto descritta nei rotoli speciali della Tanakh. Quindi poi in seguito, quando avremo possibilità, spero approfondiremo anche questi altri aspetti delle scoperte archeologiche in connessione con i manoscritti di Qumran. Un altro segno dei tempi descritto dice: gli uomini saranno come prima del diluvio e prima della distruzione di Sodoma e Gomorra. Vi sono i rotoli speciali che facevano di tutti i colori. Traduzione: le loro donne hanno avuto rapporti sessuali contro natura, traduzione del greco, invece di seguire quelli naturali. Un testimone oculare di questo Mashiach, oltre a raccontare i rotoli, segni di rotoli antichi, aggiunse anche questi, i suoi discepoli scrissero che anche questo sarà. Anche gli uomini, invece di avere rapporti con le donne, si sono infiammati di passione gli uni per gli altri, uomini con uomini, commettendo azioni turpi. Cioè le donne non attratte dagli uomini vanno con le donne, uomini non da... Ed è scritto così. Infatti la società, scrive il giornalista, 25 anni dalla nascita il movimento si celebra e invade la società. A questo punto ironizza e dice: ma siamo tutti gay. Quindi ai tempi dei Romani c'erano omosessuali, ma qui sta dicendo che ritornerà di nuovo come nei tempi antichi. Infatti statistiche ci dicono, la sociologi, i giornalisti, la società dice: è vero, dagli anni 70-60 c'è un piano timido sulla punta delle dita che entrano di qua e di là. Adesso invade la società, non è più come prima. Infatti dice lo stesso avvenne anche in traduzione ai giorni di Lot, in cui Lot uscì da Sodoma, così sarà nel giorno in cui il figlio dell'uomo Messia sarà manifestato. Gli uomini con gli uomini, donne con donne, con gli animali, in gruppo, con i parenti, con i bambini, di tutti i colori descritto. Sapete qual è la differenza? In Sodoma e Gomorra si dice che si vantavano. Se dopo la seconda guerra mondiale i nostri costumi del mondo e della società era che le persone si vergognavano, nascondevano una cosa del genere, adesso siamo arrivati ai tempi in cui, che come in Sodoma e Gomorra, c'è il vanto. Vi dichiaro marito e marito, scrivevano 10-20 anni fa il sindaco di Ra e tante altre cose. Dice: negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede. Ecco un altro segno degli ultimi tempi. Non dice che molti, dice raffredderà l'amore, qui dice alcuni, dando ascolto, traduzione del greco, ai spiriti seduttori e a dottrine di demoni. Voi immaginate che oggi in Svizzera, in Italia, negli Stati Uniti, in varie parti del mondo ci sono le persone che si radunano per adorare demoni, diavolo, Lucifero. Rota della prima grotta parla di Lucifero. In ebraico dice Helel ben Shachar, e c'è tutta una storia, oltre altri abitanti del pianeta, delle forme di vita, di questi esseri personali, intelligenti che si sono ribellati e così via. Oggi è difficile che le persone adorino Elohim Adonai Yah che ha rivelato queste cose qua, eppure vediamo che le persone, 2 milioni in Italia, il club del diavolo in Italia, orge, messe nere, ci vuole la tessera e così via. E non solo, anche in Svizzera, da noi e così via. Impressionante, non sono tanti, alcuni. Però è strano che oggi siamo emancipati, queste cose con tecnologia, con scienza, vi sono. Un altro segno dei tempi. Sorgeranno, disse lui, i tuoi testimoni oculari scrissero, falsi messia, cristi, e falsi profeti, e faranno grandi segni e prodigi. Guardate, i segni sono grandi, non sono falsi. I prodigi non sono falsi, sono grandi. Ma ciò nonostante dice che
E questi messia sono falsi, questi profeti. Non vengono dall'Elohim Adonai. E c'è scritto così, da sedurre. Se dunque vi dicono, eccolo, è nel deserto il messia, ma dice il falso. Dice non andate, se nelle stanze segrete non andate. Dice come verrà Messia, infatti come il lampo esce dal levante e si vede fino a ponente, così sarà la venuta del figlio dell'uomo, non nel deserto in una stanza. Tutto il mondo c'era descritto dal rotolo di Isaia della prima grotta, sarà sconvolto quando succederà il suo arrivo, e dice ogni nazione, ogni tribù lo vedranno. Infatti guardate questo segno dei tempi, società, scrivono giornalisti, le statistiche, e dice stragi, futurologi, reincarnazioni, e sentite qui, cresce l'esercito dei profeti. Molti profeti, molti messiani fanno cose grandi, però dice cresce. Il nostro tempo, se dei tempi, questo fenomeno cresce. Molti che si rappresentano come Cristi, Messia, che stanno arrivando e così via. E poi parlano di strage che sono successe in Giappone, in varie parti, in Svizzera, da noi altre parti e così via. Un altro segno dei tempi, dice negli ultimi giorni, uno dei suoi discepoli ha scritto, dice prima di tutto dovete sapere questo, che negli ultimi giorni verranno gli schernitori, che cammineranno secondo le proprie voglie. Verrà in tempo in cui non sopporteranno la sana dottrina. Basta vedere Maurizio Costanzo Show, le cose giuste, normali, no. E cosa dicono? No, io faccio così, per me va bene, mia voglia, mio desiderio, per me allora è giusto. È così, questo è il nostro tempo. E non solo, si accumuleranno maestri secondo le loro proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità per rivolgersi alle favole. Cioè noi abbiamo reperti archeologici, prove scientifiche, e ciò nonostante oggi gente crede ai maghi, consulta i maghi. Nel mondo della scienza galileana, nel terzo millennio, maghi hanno un enorme reddito. Sentite questo articolo, non è vero ma ci credo. Distoglieranno le orecchie dalla verità, andranno dietro le favole. Moltissime aziende scelgono il personale anche in base al segno zodiacale, ma roba da Nabucodonosor, l'abbiamo visto la volta scorsa. Nabucodonosor, ma siamo 605 a.C., 7 secoli a.C. che facevano queste cose qua. Il nostro tempo è questo. Un altro segno descritto degli ultimi tempi è questo qui. Negli ultimi giorni si grideranno molte favole e distoglieranno orecchie dalla verità. Nel rotolo della prima grotta sono state descritte queste città e tante cose. Negli ultimi 60 anni non vi fu una pubblicazione che parlasse di ritrovamenti di Qumran, pubblicasse reperti di Qumran, dei rotoli Mar Morto, attirando l'attenzione a questi contenuti dei rotoli speciali, che dal 1996 ho iniziato a fare. Ci sono state le persone che volevano bloccarmi, dirigenti e professori di una grande istituzione a livello nazionale in Italia ha voluto bloccarmi. Mi hanno criticato quando iniziarono diverse conferenze dal 96, diversi anni, dicendo che l'impostazione non è giusta, non è vera, non è buona, non è corretta e non lo devo fare. Hanno perfino, dopo, se veramente non era giusta, non è corretta, nel 2003 queste istituzioni e dirigenti hanno perfino cercato di copiare, hanno copiato le ricerche e impostazioni di questi programmi così, per nel 2003 farle. Non ho niente contrario che si diffondano, ma ho paura che se vengono alcune istituzioni a prendere il possesso, possano manipolare e cercare di non diffonderle più. Questo non è successo, io non voglio nominare qual è questa istituzione, per il buon rispetto, perché magari l'ho fatto nella buona fede. Spero che non sia invidia e gelosia, ma comunque il fatto di dire che prima non vanno bene le cose e poi le copiano e le fanno, allora perché le copiano e le fanno se non vanno bene? Non sono scientifiche e straordinarie.
C'era il pericolo che se una volta prendono il monopolo e il possesso, vietano la distribuzione materiale. E quindi una cosa che ho fatto in tempo, ho depositato le ricerche e sono state protette anni prima, dopo anni di conferenze pubbliche, e quindi adesso i DVD che avete potuto prendere, non esiste più un'istituzione che possa dire che hanno fatto loro, sono loro e possono commercializzare loro ed è vietato divulgare e dare agli altri. Quindi c'è una tendenza di girare parole dalla verità, di questi aspetti che negli ultimi 60 anni non erano presi in considerazione, paragonati, approfonditi. E si gira la testa e le orecchie verso le cose che sono favole. Hanno per 2006, per il 88 detto che succederanno le cose come ora dicono per 2012. È una grande bufala, la madre di tutte le bufale l'idea del 2012. I Maya non hanno mai detto una cosa del genere. Vi sono calendari che finiscono lì. Se i Maya avessero saputo il futuro, avrebbero previsto e evitato la loro stessa fine. Non sapevano il futuro. E perfino le interpretazioni non combattono su quello che si dice su quel calendario di Maya. Ma le persone comunque preferiscono seguire le favole, le cose non reali. Un altro, l'ultimo, penultimo segno, con questo chiudiamo la serata. Traduzione dal greco, segno dei tempi. Di questo se ne parla nel rotolo della prima grotta anche. Traduzione dal greco dei testimoni oculari che erano vicino al giudeo, Messia, Yeshua Mashiach, Gesù Cristo, scrissero: ora voi ricchi piangete e urlate per le sciagure che stanno per cadervi addosso. Perché? Avete accumulato tesori negli ultimi giorni. Questo è il segno degli ultimi giorni. Ecco la situazione politica, cioè economica, mondiale degli ultimi giorni. Pochi individui che hanno accumulato tesori negli ultimi giorni. Il nostro pianeta oggi, ho già detto in conferenze precedentemente, in Svizzera ci hanno dato questi dati bancari, metà del capitale del pianeta è nelle mani di meno di 200 persone, 185 o 158. Vi immaginate una sala qui, una gala a cena, arrivano loro e dicono: signore e signori, noi 185 persone siamo proprietari del metà del capitale del pianeta. Vogliamo continuare a giocare ancora, raddoppiamo? Le paghe di fame procurano colossali fortune a pochi individui. È questo che sta succedendo nei nostri giorni ed è descritto come situazione degli ultimi giorni. È impressionante, ma è così. I dati statistici stanno dicendo che noi occidentali, i paesi industriali, viviamo sull'area furtiva del terzo mondo. 80% del fatturato viene dalla produzione e la vendita del traffico delle armi. Il 20% è un fatturato normale, onesto. Ma non è il problema essere ricco. Abramo era ricco, Nicodemo era ricco, Giobbe era ricco, tanti patriarchi erano ricchi. Il problema è il modo come hanno accumulato tesori negli ultimi giorni, anche questo è descritto. Oggi ci sono le leggi che proteggono le multinazionali, dove è normale e secondo la etica del profitto dare le paghe di fame e avere per pochi individui le colossali fortune. Gente che lavora, bambini che lavorano sfruttati, che non hanno malattia, le TFR senza tregua, le ore senza posa, per niente. Per niente. Questo è descritto nei rotoli antichi, anche questo segno dei tempi. E dice così, traduzione dal greco: il salario da voi defraudato. Ecco come è accumulato nei soldi degli ultimi giorni. È un salario defraudato. Dice: il salario da voi defraudato agli operai che hanno mietuto i vostri campi, che hanno lavorato, grida, e le grida sono giunte all'orecchia dell'Adonai. E l'ultimo segno dei tempi, lui disse così, dopo aver citato i segni dei rotoli antichi di Qumran: questa buona notizia del regno impero suo che verrà
sarà annunciata, raccontata in tutto il mondo, in testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. Rotolo della prima grotta ha detto che il Messia, che abitanti di Qumran aspettavano, copiavano questi dati, è venuto, ha versato la sua vita a traduzione del rotolo della prima grotta ed è stato annoverato fra i malfattori. Egli ha portato il peccato di molti e interceduto per i trasgressori. Hanno fatto 3 volte l'esame di datazione perché non immaginavano che queste parole non sono scritte dopo, ma prima di Cristo. 200 anni prima di Cristo queste parole furono copiate da abitanti di Qumran. E questo rotolo dice, traduzione ebraico: nel tornare a me e riposare in me sarete salvati, nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. Quindi, nonostante quello che sta succedendo, dice che nel tornare a Lui, nel riposare, meditare, ci sarà nella calma fiducia, forza e conservazione. Questo è soltanto uno degli aspetti che abbiamo visto stasera, ma ci sono tanti altri. Grazie per la vostra attenzione. Accendiamo le luci. Allora, per chi vorrà prendere i DVD, mi raccomando, adesso li potete prendere. Vi abbiamo portato in omaggio. Ecco anche un'altra cosa. Daniel, qualcuno di voi potrebbe portare questa anfora in fondo alla sala?